Può essere l'estrumera, se fai dando a forse del tuo tsunami, come Danilo è stato intervento, dando a essere l'estro, a può fare un saluto, se uno di spragio, caseo, se nesimo uomo fuori dando noi, fuori da una femmina solo, tutti dei tre uomini, di tutte le e adesso è bello il souvenirore a tenere più femmina, no? Che bello di noi a fuori dare sul microfono, a fuori dare di questo stemma ad importo. E mi ha da pragare a muovere dai schimbi di mandas a saluta la sua autodeterminazione, no? A maniera che sia una continuità di un popolo che non si arresta. E su 1793 il suo Plusardo, in peso e sido pinchidore della difesa contro l'invasione francese, ha deciso di vagare a intendere sa bocca sua al suo governo piemontese. In questo momento, su una schida di schive di mandas, che in la richiesta che esistamento do sardos hanno trasportato al suo re Vittorio Amelio per pedire rispetto, giustizia e dignità. Questa domanda non fianta solo pretesas amministrativas, ma s'espressione funguda di un'esigenza di autogoverno, del riconoscimento dell'identità e di una partecipazione politica verdadera. In issasa si riflettiano a tre temi a mannoso, che ancora oggi è punti centrali. Autonomia politico-istituzionale, che sta a narrare sabuna di decidere per il suo benidore il soro, riconoscimento dell'identità e dei diritti storici, la difesa della cultura, della lingua e delle tradizioni in sotto, rappresentanza e partecipazione in istituzioni, che stanno della volontà di essere protagonisti e non sudditi. Ma poi in capo questa schimba di mandas non dà del peso vale al suo governo de foras e nemmeno al suo governo sardo. Da del peso vale anche dedotto a noi stessi, al suo popolo sardo. Teniamo ancora bisogno di guardare con i sardos. A pedire autonomia non basta se non siamo pronti ad esercitare. Non basta a rivendicare diritti se non siamo disposti a fregare doveri collettivi. Questa schema di mandas deve diventare una maniera per nominare in isolos e non spedire con onestà e coraggio i teschi non andano. I siamo disposti a fare e dobbiamo di nos preparare e di preparare tutto a sivonere di mandas precisas e non a remangare in manigas, che l'autodeterminazione non si mendiga, si esercita e si pratica. Come hai andato culto mannoso sul 28 di aprile del 1794, quando non si vianta limitato o firmato a pedire, ma si vianta movioso. Salire da Sacciappa non è stata una celebrazione, ma un atto di troncadura. S'abogata dessa corte, s'abbauda de Castello, sa rebellia contro un regime ispreziatore e violento, sa nascita di una coscienza collettiva pronta a pagare il suo prezzo della libertà. Questo è il spirito che nos ispira ancora oggi. Questo è il traballo che l'Assemblea Nazionale Sarda sta facendo da quando è naschia: informare, mobilitare, costruire una coscienza nazionale nuova. Un cammino lungo che muove da essa memoria ma sconca il suo benidore. Un progetto aperto, culturale e collettivo che viene definito del Savona di formare una classe dirigente nuova. E in questo sentito, vostro applauso ancora grazie per questo spazio di Meledo e con questa occasione vi invito a tutti a venire in medas a Sarco de Palabanda, questo 0 ai 6, si svelata dessa targa dedicata ai patriotas, a sta deposizione dessa corona de Vrores, che chiamo a fare del Paris con corona di logo, a sta premiazione di uno scanto sardos e sardas che si avuti distintos e distintas pro aereo onoratus a Sardegna, a sta fraculada in onore dei martires che nos ha da giugere su bastione, e noi auso a cantare tutto varis su patriotus sardos feudatario, per poter moderare.
a usa essere su centro Vinza Scrasa, su 28 di aprile, può ricordare cursa dies di rebellia e di speranza e proseguire Parisi a fregare sa Sardegna libera chi voleva. Grazie a tutti. Enrico Porceglio fa parte